Ben ritrovati, un saluto ai nostri amici telespettatori, eccoci al consueto appuntamento con la rubrica Family, Salute e Benessere. Oggi è il nostro gradito ospite il professor Andrea Risaliti. L'abbiamo colto al volo proprio in questi giorni perché è rientrato da Dubai, è qui per qualche giorno di ferie e fra un po' ritornerà a Dubai. Dobbiamo ricordare ai nostri telespettatori che attualmente il professor Andrea Risaliti, che era prima, aveva l'incarico di direttore della clinica di chirurgia, giusto, dell'azienda sanitaria del Friuli Centrale, quella che adesso si chiama ASUFC, era comunque in ospedale a Udine e adesso è primario a Dubai, sempre di un reparto analogo, però il suo ruolo, e abbiamo cercato di tradurlo in italiano, presidente della commissione trapianti del Ministero della Sanità di Dubai. Corretto. Buongiorno intanto, grazie per essere qui. Buongiorno carissima Isabella, sono contento di essere tornato fra voi dopo un po' di tempo. Sì, infatti, perché avevamo annunciato, no, la partenza e poi anche abbiamo avuto un piccolo resoconto di quella che era la situazione lì e adesso sentiamo come stanno procedendo le cose. E partirei anche con la spiegazione di questo, no, di questo ruolo che lei ha a Dubai. Sì, è una commissione che è stata instaurata dal Ministero della Salute per lo sviluppo dell'attività trapiantologica nell'Emirato di Dubai e anche negli altri Emirati con una collaborazione, diciamo, inter-Emirati. L'Emirato di Dubai fino a poco tempo fa non aveva una struttura governativa attiva nei trapianti e l'occasione è valsa proprio per dare un avvio all'attività trapiantologica, cosa che abbiamo fatto prima del lockdown, iniziando con l'attività di trapianto di rene da vivente. Purtroppo poi, come è successo in molti altri stati, in molti altri continenti, nazioni, l'attività è stata bloccata per molti mesi per la pandemia ed è ripresa soltanto tardivamente adesso, ovviamente con una penalizzazione importante perché avevamo da poco iniziato, avevamo da poco formato una squadra, diciamo, quasi multietnica e questo, soprattutto tenendo conto che eravamo agli inizi, ha bloccato lo sviluppo del nostro programma. Speriamo adesso di non avere altri intoppi che purtroppo però si stanno profilando. Vedremo. Rimaniamo positivi ed ottimisti. Ecco, parliamo anche proprio della chirurgia, le differenze, che lei è partito da qui a Udine dove appunto stava effettuando trapianti qui nel nostro ospedale, arrivare in una sede prestigiosa come Dubai, cioè, o perlomeno nell'immaginario collettivo è una sede, dovrebbe trattarsi di una sede prestigiosa perché non si bada al risparmio, è vero, si punta alla tecnologia. Quindi che mondo ha trovato lasciando Udine e arrivando là? Beh, sono due realtà estremamente diverse. Dubai punta molto sul turismo cosiddetto sanitario, ha moltissime strutture private, diciamo da un punto di vista alberghiero eccezionali, molto confortevoli, dal punto di vista qualitativo medico anche di buon livello, altre invece che si incentrano prevalentemente nella piccola chirurgia, nelle prestazioni diciamo ambulatoriali, che da un punto di vista economico forse sono più redditizie, riducendo molto il margine di rischio. Le istituzioni invece governative... Vabbè che anche qua in sostanza, sì, no? Tutto il mondo è paese, sì, solo che là magari avrà... Le istituzioni governative invece si dividono in tre grossi blocchi, tre grandi ospedali. L'uno che è il Rashid Hospital, che è incentrato prevalentemente sul settore traumatologico. Tutta la traumatologia viene concentrata in questo ospedale. La popolazione, diciamo, dell'Emirato è attorno ai 4,5 milioni di abitanti, per cui si può pensare quanto sia l'attività in questo centro. Un secondo centro, diciamo, pubblico è quello dove sono io, il Dubai Hospital, che invece è il centro delle urgenze non traumatologiche e delle specialità.
E poi esistono i due poli, ginecologico e pediatrico, che si dedicano ovviamente alla donna e ai bambini. La presenza di donne La presenza in di ambito donne, sanitario, perché qua in Italia, se parliamo ad esempio della chirurgia, ci rendiamo conto che sono sempre più, no? Ce ne sono sempre di più di donne la che maggioranza. operano, sono la maggioranza adesso, anche fra le nuove, no? Le nuove leve, i nuovi Soprattutto fra le nuove laureati. leve. Quindi sarà un futuro donna Sarà un futuro donna in Italia, in Italia e ma là anche all'estero ormai, anche all'estero, certo, prima di noi. anche a Dubai? Per quanto riguarda la situazione Perché degli anche lì Emirati si pensa Arabi, sempre, no? Si sì, guarda e si dice, ma sì, le è vero. donne? Beh, posso dare quello che è il, diciamo, il quadro, l'immagine dell'ospedale dell'Emirato in cui io vivo, cioè Dubai. Cioè Dubai è un centro multietnico in cui c'è la compartecipazione di medici e di specialisti provenienti da varie nazioni. Ad esempio il nostro reparto di chirurgia è formato da persone, da medici che provengono dall'India, dal Pakistan, dalla Libia, dalla Siria, quindi c'è tutto il mondo arabo e non rappresentato, prevalentemente il mondo arabo. Poi ci sono qualche ovviamente ingresso, diciamo, europeo, che nel mio caso sono l'unico nel dipartimento presente, ma negli altri ospedali esistono altri medici italiani in anestesia e nelle altre specialità. Quindi la donna è presente, diciamo, circa nel 50, ma forse anche più del 50%. Lo stesso fatto che noi abbiamo osservato qui in Italia si ripete anche nelle università, nei collegi di medicina emiratini, in quanto le donne costituiscono la maggior parte degli studenti. Questo lo vediamo sia negli internati, sia come ingresso alle scuole di specializzazione, quindi il sesso femminile in questo momento è dominante non solo in Europa, ma anche in Medio Oriente. Per quanto riguarda le possibilità di carriera, se poi pensiamo come sempre Sì. la donna non accede ai livelli alti e a una carriera come quella dell'uomo, posso affermare con sicurezza che ciò non è vero. Quindi bisogna sfatare un Il attimo. nostro ospedale è gestito da un direttore generale donna. Hai capito? Il dipartimento di chirurgia è gestito da un chairman che è una donna. Per cui e parliamo di chirurgia, lo stesso si ripercuote poi in altri rami, per cui la donna accede, diciamo, senza limitazioni a tutti i livelli della carriera medica. Senta, Sia da un punto di vista sì. operativo, sia dal punto di vista amministrativo. Anzi, direi che da un punto di vista amministrativo la percentuale femminile è notevolmente superiore. Nostalgia? La nostalgia c'è sempre. Nostalgia di Udine. Nostalgia c'è sempre, c'è una famosa Perché so canzone. che C'è una fra famosa i suoi canzone. studenti, no? I suoi studenti la cercano ancora. No, beh, c'è un rapporto, No, diciamo, sì. di affetto, c'è un rapporto di affetto che è rimasto non solo con gli studenti, che però gli studenti poi diventano medici e se ne vanno, ma anche con i giovani specializzandi Sì. della scuola di chirurgia o dei giovani strutturati del reparto, con cui siamo costantemente in contatto, ci sentiamo non solo per i saluti, ma anche per scambiarci dei pareri. Quindi il rapporto rimane vivo, affettivamente interessante, diciamo, molto molto soddisfacente, ma è ovvio che le scelte ci hanno portato da un'altra parte, loro continuano, fanno bene una carriera in Italia, io cerco di proseguire le mie scelte e la mia carriera da un'altra parte, il tutto ovviamente senza dimenticare le radici friulane. Comunque Andrea anima raminga perché ha girato. Ma ha questo è il girato- destino comune di molte persone, sì. soprattutto di molti medici. Io credo che tutti i medici che oggi occupino una posizione apicale abbiano nel loro passato, nella loro storia, una notevole esperienza estera. Esperienza estera che probabilmente ha giovato alla formazione sia del carattere sia scientifica. Senta, parliamo delle nuove frontiere della chirurgia, perché ci sono tante novità proprio per quanto riguarda anche le tecniche nei trapianti.
Sì, come Si sempre stanno la affacciando tecnologia non si ferma. evolve di continuo. Per quanto posso dire nel nostro ambito, in quello Sì, che seguo più direttamente io, sì. dove ovviamente sono più esperto, ho una maggiore conoscenza, posso dire che certamente diciamo, l'innovazione tecnologica più importante e più recente è rappresentata dalla chirurgia robotica, cioè dal famoso robot Da Vinci, che sta modificando molto tutte le abitudini e le tecniche chirurgiche di un tempo. Nell'ambito trapiantologico, ad esempio, in molti centri, soprattutto esteri, hanno cominciato nella donazione da vivente, quindi prevalentemente nella donazione di un rene, ma lo fanno anche per la donazione da vivente di un lobo del fegato. Fegato. Stavo dicendo, molti centri si stanno indirizzando a eseguire questo intervento, che è peraltro delicatissimo, perché noi stiamo operando una persona sana che deve assolutamente rimanere sana anche dopo. Dicevo, si stanno indirizzando a eseguirlo in via totalmente robotica e in maniera mini-invasiva, cioè nella maniera meno invasiva possibile. Ci hanno insegnato questo lavoro, penso a voi, da prima i centri asiatici, Giappone, ma soprattutto i coreani del sud, hanno fatto scuola e poi si sono impiantati ovviamente anche in Europa, non lo so, non sono al corrente, ma penso di sì, anche negli Stati Uniti hanno dato l'avvio a questi nuovi satelliti, no, rispettivamente diciamo, nelle zone d'origine. Ad esempio so per certo che alla Cleveland Clinic di Ohio diciamo, il chirurgo che esegue la epatectomia, cioè la divisione del fegato in due parti per utilizzarne una per trapiantare, è un chirurgo coreano, da Corea del Sud, chiamato appositamente per insegnare e diffondere questa tecnica per via robotica. Quindi vedete che dalla Corea, come sempre, poi l'insegnamento è partito e adesso si cerca di farlo un po' dappertutto. Era già diffuso in Italia, come Milano, come anche Padova, per la donazione del rene, ad esempio, riducendo molto i tempi operatori e soprattutto garantendo al donatore una sicurezza, diciamo, molto vicina al 100%. Professor Risalitti, che ne dice se riprendiamo l'argomento in una prossima puntata? Io sono al vostro servizio, come sempre. Bene, ringraziamo il professor Andrea Risalitti. Noi ci fermiamo qui e ci vediamo nella prossima puntata di Family, Salute e Benessere. Grazie al professor Risalitti, grazie per averci seguito. Arrivederci.